Ben ritrovati dalla redazione. Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Friuli nella notte tra lunedì e martedì, con temporali intensi, piogge torrenziali e raffiche di vento. Le aree più colpite tra la destra Tagliamento, la zona di Artegna e Magnano in Riviera e la fascia prealpina. Numerosi i danni registrati, allagamenti, esondazioni, alberi caduti e decine di interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Il conferimento dell'incarico ai consulenti chiamati ad effettuare i nuovi accertamenti sul materiale di Sebastiano Visintin è sequestrato dalla squadra mobile di Trieste è durato circa un'ora e mezza. Poche le novità. Paolo Fattorini, Chiara Turchi e Eva Sacchi, tre tecnici incaricati, avranno 120 giorni di tempo per espletare tutte le operazioni dopo che le analisi verranno effettuate ad Ancona presso l'azienda ospedaliera delle Marche l'8 settembre. A quel punto, dai primi giorni di settembre, i consulenti disporranno di 4 mesi, rinviando il completamento delle analisi ai primi giorni di gennaio del prossimo anno. Prossima udienza è quella calendarizzata per il 30 marzo alle 9:30, dove verranno esaminati i risultati delle perizie. Centri estivi a Trieste nella Morsa del Caldo a distanza di un anno. Il consigliere Paolo Altin, capogruppo di Lista Russo Franco, presenta nuovamente un'interrogazione sulla questione. La precedente era stata depositata ad agosto dello scorso anno. Evidentemente, così Altin, da allora poco o nulla è cambiato e la maggioranza continua a insistere su un'opera faraonica inutile, l'ovovia, ma non è in grado di garantire che bambini e personali dei centri estivi siano al riparo dal caldo insopportabile. Già lo scorso anno il problema era emerso in tutta la sua forza, mettendo a rischio la prosecuzione del servizio con conseguente danno alle famiglie. Un torneo di calcio amatoriale per ricordare i figli delle stelle, i due poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, uccisi durante una sparatoria in questura a Trieste il 4 ottobre del 2019, è in programma per sabato 19 luglio nel campo di calcio di Trebiciano. Ad affrontarsi saranno 4 squadre composte da politici, stampa, polizia e 118. Fischio d'inizio alle 17, ad arbitrare l'ex fischietto internazionale Fabio Baldas. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo in genere sereno, poco nuvoloso, con qualche maggiore annuvolamento in montagna di pomeriggio, specie sulle prealpi, venti di brezza, mentre ad alta quota soffierà vento da nord sostenuto. Atmosfera piuttosto secca e fresca per il periodo. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 13 e 15, le massime fra 24 e 26, sulla costa minime fra 16 e 19, massime fra 22 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.